Ancora una volta a Santa Lucia con il presidente del Comitato Antica Fiera di Santa Lucia, Aurelio Ceccon. Purtroppo l'edizione 2020 di questa fiera meravigliosa non potrà essere fatta, tutto rinviato al 2021, ma avete voluto dare un segno importante per mantenere viva una tradizione fondamentale per tutto il quartiere del Piave e non solo. Abbiamo preferito rinviare, non annullarla, ma rinviarla al 2021. Questo vuol dire che nel 2021 faremo lo stesso programma che avevamo pensato di fare quest'anno, quindi dedicato alle erbe e tante cose, insomma, che abbiamo in programma con gruppi anche molto particolari che vengono dall'estero. Addirittura un gruppo viene dalla Francia con 50 ocche, quindi avremo veramente una grande rievocazione storica nel prossimo anno. Ecco, abbiamo pensato però di non essere completamente assenti. Devo dire che dopo la rievocazione storica dello scorso anno, due giorni dopo, c'è stata una tromba d'aria che ci ha rovinato gli allestimenti distrutti. Quindi abbiamo ricostruito le torri che vedete qua, è un grandissimo lavoro, fatto mesi e mesi di lavoro. Il nostro periodo storico è il 1350, 2 anni dopo della peste. Ecco, questo ha un significato anche un po' particolare perché era una pandemia subito dopo siamo usciti, sì, siamo fissati noi e adesso siamo in mezzo a una pandemia, quindi speriamo vivamente di venirne fuori velocemente, quindi non solo per noi. Possiamo lanciare questo messaggio che dalle pandemie si esce? Sempre si deve uscire, assolutamente, certo. Ecco. Magari diminuiti, la peste del 48 ha diminuito moltissimo i cittadini, le persone, tutti quelli che vivevano in questi luoghi, ma poi è rinato naturalmente tutto con altre forme di vita, altri artigiani, altri modi di vestire, altri modi di comportarsi, altri modi di gestire anche tutto il territorio, compresi anche gli armati. Gli armati sono partiti a essere fatti, vestiti e armati proprio in tutta un'altra maniera dopo naturalmente la peste. Quindi c'è stato un cambiamento. Ecco, il periodo l'abbiamo detto, come l'avete realizzato? Sì, allora qua è stato realizzato molto robusto, è una struttura in ferro, all'interno abbiamo una zavorra di 6 tonnellate, è costruita una torre più alta e una più bassa per rispecchiare com'era il Palazzon Grando, che è proprio queste costruzioni davanti che sono nate dopo. Qui c'era il Palazzon Grando dei Collalto, è nato anche un Collalto qua e abbiamo voluto riproporla proprio con una torre più alta e una torre più bassa. Ecco, di fianco abbiamo costruito un cambiavalute che era nel Medioevo, era proprio appena dentro della porta d'ingresso dove venivano cambiate le valute e dove veniva anche battuta la moneta, si diceva, no? I Collalto avevano anche la loro moneta, quindi veniva battuta la moneta. In questo momento dobbiamo dare un segno di esserci anche se non siamo presenti, quindi ecco questa forma senza i costumi eccetera, ma piazzando queste sagome che nel tempo più avanti nella giornata della rievocazione storica verrà riempito tutto questo campo di queste sagome per dare appunto questo segno che ci siamo anche se non siamo presenti. Abbiamo riprodotto un fante, come vedete non ha il volto e neanche lo scudo non è dipinto con gli stemmi dei Collalto, che possiamo poi riprendere e vedere fuori dell'arco, c'è un bellissimo simbolo dei Collalto e appunto lo scudo e la lancia naturalmente, ecco, sta a guardia dell'ingresso. Qua troviamo alla sinistra c'è una donna, una popolana col velo su con un cesto sopra la testa e un cesto sotto, anche naturalmente ogni sagoma non ha il volto vero e proprio. Se andiamo più in là sulla sinistra qua abbiamo eccolo qua che sta suonando, abbiamo un musicista che sta suonando, erano molto frequenti queste persone nei mercati medievali, sia queste che anche il giullare che vedete più avanti qua, anche i giullari erano molto presenti, allietavano appunto la popolazione. Ecco, questa appunto è una forma così che abbiamo pensato di mettere, ma per l'antica fiera, per la domenica dell'antica fiera che doveva essere,
Abbiamo pensato anche a altre cose, faremo un giro con la carrozza, con i conti su, a accogliere di qua ci saranno i tamburi, Scuola Tamburi Storici di Conegliano, e poi pensiamo in mezzo alle filande con un camion gru con una torretta di 20 metri che va su con delle casse acustiche molto potenti per riprodurre i Carmina Burana alle 11:30 di domenica fino a mezzogiorno e un quarto, insomma.